Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Caldo governo ladro. Non è solo un calco dello storico detto popolare piove governo ladro, ma è l'ultimo stadio politico o impolitico o apolitico, vedetela come voi, a cui è arrivata scavando evidentemente l'opposizione che ci è toccata in sorte, nella fattispecie nelle vesti di Nicola Fratoianni, uno dei due co-leader di AVS, che è il partito rosso-verde guidato dall'irresistibile duo comico Fratoianni e Bonelli. Ebbene, in un video diffuso sui social, Fratoianni ci ha seriamente reso edotti sul fatto che il caldo di questi giorni, anomalo anche per fine giugno, è da mettere in conto alle politiche del governo di centrodestra, del malvagio, reazionario e parole sue clima freghista governo di centrodestra. Ora, non so cosa voglia dire clima freghista nella neolingua di AWS, a meno che voglia dire si riferisca a chi, come il governo italiano, non aderisce al dogma di lor signori per cui bisogna suicidarsi economicamente, azzerare l'economia italiana e europea in nome della versione talebana e gretina dell'ambientalismo. Ecco, se clima freghista vuol dire quello, sono il primo a definirmi ultra clima freghista, ma altrimenti siamo nel nonsense. E appunto allora vado, visto che il nonsense non si può commentare, si può solo fotografare, vi vado a leggere l'intemerata social di Fratoianni sul caldo sovranista, evidentemente. Mamma mia che caldo, lo devo dire, ero terribilmente preoccupato per queste temperature folli. Poi mi sono ricordato che Salvini nel 2023 ha tenuto una Lectio Magistralis sul clima e sono andato a rivedermela. D'estate fa caldo e d'inverno fa freddo, sono cicli, diceva Salvini. Sì, certo, diceva così in quel frammento ovviamente estratto dal contesto di allora, proprio per contestare la vulgata allarmistica, apocalittica e gretina che vuole che sostanzialmente l'uomo rinunci alle sue attività. Questo voleva dire Salvini, ovviamente. Comunque Fratoianni ironizza, che sollievo, meno male che ci sono i cicli, almeno alla fine del ciclo di governo dei climafreghisti potremo respirare. Sì, verrebbe da dire, sempre che gli italiani non reintendano in quel fastidioso rito della democrazia noto come elezioni, che spesso si è frapposto fra le ambizioni di Fratoianni e la realtà, non volessero gli italiani ridare fiducia ai maledetti climafreghisti. Comunque, in passato i cicli della Terra duravano un tempo infinito. Noi stiamo distruggendo tutto nell'arco di un solo secolo. Quindi a cosa allude Fratoianni? Non so, a quell'erroraccio della rivoluzione industriale, quel marchingegno che non ha uguali nella storia, che ha traghettato fuori dalla miseria e garantito benessere a generazioni, che poi è come dire, sfociata in quell'aggeggio chiamato capitalismo, che è anch'esso un generatore impareggiabile di ricchezza e benessere. Sì, probabilmente allude a quello, perché sapete che a verbo gretino vigente la colpa di tutto è della rivoluzione industriale, che purtroppo ci ha portato fuori dalla condizione rurale in cui si stava benissimo. E poi aggiunge Fratoianni, per colpa di queste politiche qui, quelle della destra, che non ci mette mai la faccia. Ora, adesso la destra, che sia climaferista o meno, non governa da un secolo, vorremmo avvisare Fratoianni, quindi stanno distruggendo tutto da un secolo, ma la colpa è del governo di centrodestra eletto nel settembre 2022, che non ci mette la faccia su cosa? Sul caldo! Che se ne frega del fatto che anche quest'anno milioni di persone subiranno le conseguenze dei disastri che hanno a che fare con responsabilità precise. Se ne fregano dei lavoratori che svengono sotto il sole, lavoratori che peraltro, come è noto, sono la preoccupazione costante della sinistra alla Fratoianni, tutta flottiglia, pride e immigrazione incontrollata. E poi insiste, i danni economici oltre che ambientali, se ne fregano delle famiglie, degli anziani, dei bambini che magari non possono permettersi il condizionatore,
e qui dovrebbe mettersi d'accordo con l'altro co-leader di AWS, Bonelli, che fa della guerra al condizionatore in nome dell'ambientalismo ancora più rigido, scavalca, diciamo, Fratoianni più che a sinistra per aria, tra le nuvole, ha sempre detto che lui non ha l'aria condizionata, che l'aria condizionata è un bieco strumento del capitalismo inquinante, quindi si mettono d'accordo se il condizionatore è un valore o non è un valore, ma ora non ha senso ovviamente reperire una logica in questo sfogo. Rimane il fatto, dice Fratoianni, che non dobbiamo cascarci. Il cambiamento climatico è frutto di scelte politiche precise e c'è solo un ciclo che speriamo finisca presto, quello, lo avrete già capito, della destra dei climafreghisti, e il sospetto finale è che queste temperature oggettivamente anomale abbiano partorito un colpo di calore per il povero Fratoianni. Grazie a tutti, a domattina.